Una decisione può cambiarti veramente la vita. In questo video voglio parlarti della storia di una mia paziente che soffriva di emicrania, dolori persistenti al collo e anche dolori diffusi in tutto il corpo. Come da una decisione il suo corpo ha iniziato pian piano a cambiare. Non ha fatto nulla di speciale che non puoi fare tu dopo questo video. Spero di darti una motivazione sul prendere una decisione oggi, alla fine di questo video, del cambiare la tua vita se stai soffrendo di dolori persistenti, perché veramente tutto dipende da informazioni che hai e dalla voglia che vuoi cambiare. Lo so che in questo momento tu stai pensando: "Ovviamente, se sento dolori persistenti voglio cambiare la mia vita." Ma veramente hai preso una decisione? Veramente hai deciso di tagliar via tutte quelle visite mediche, specialistiche, che continuano a dirti che non hai nulla dal punto di vista fisico nel corpo di sbagliato, ma tu continui ad avere sintomi persistenti. Ecco, se mi conosci da i miei video YouTube, sai quanto per me è importante l'informazione, ma sai anche quanto è importante la pratica. La pratica quindi della visualizzazione, la pratica dell'esposizione graduale al movimento fisico, la pratica di meditazione, di visualizzazioni, la pratica del pensiero positivo. Parliamo qui quindi di attirare qualcosa all'interno di noi creandolo da zero. Perché è ovvio che in questo momento tu ti senti miserabile, è ovvio che ti senti totalmente bloccato o bloccata nella situazione in cui ti trovi, ma ci deve essere una decisione e da una decisione cambierà tutto. Da oggi in poi quello che ti chiedo è di fare la stessa cosa che hanno fatto migliaia di persone prima di te e che sono guarite da dolori persistenti. Decidere. Ho guardato questo verbo, su internet e ho guardato l'etimologia di questa parola. Decidere arriva da tagliar via. L'etimologia di questa parola italiana, decidere, vuol dire tagliar via. Quindi tagliare via che cosa? Tagliare via totalmente quella parte energetica che non ci serve più. Perché sappiamo che il nostro corpo è okay, lo sappiamo, ma non lo sentiamo. Quindi se sappiamo che il nostro corpo è okay, perché tutte le visite che hai fatto non ti hanno dato una causa reale dei tuoi sintomi, e che in realtà è il sistema nervoso ipersensibile che ha creato tutta una sensazione di instabilità nel tuo corpo, di disequilibrio, per un motivo preciso, perché all'interno di te sta girando emozione negativa, sta girando un programma all'interno di te che è stato condizionato da probabilmente da quando sei piccolo o piccola fino ad oggi. Quindi bisogna capire questo, che il 5% del tuo sistema è conscio, della tua mente è conscia. Il 95% della tua mente gira con dei programmi inconsci. Quindi come facciamo a ristabilire un equilibrio attraverso semplicemente questo 5% che è conscio, condizionando il 95% che è inconscio? Ci sono 2 modi: ipnosi e ripetizione. Questo ce lo dice uno dei più famosi biologi in questo campo della neuroscienza e dell'epigenetica, che è Bruce Lipton. Quindi ipnosi non necessariamente qualcosa che devi fare adesso, puoi pensare che sei stato già ipnotizzato dai 0 ai 7 anni e viviamo in una condizione di ipnosi dove le nostre frequenze e vibrazioni cerebrali sono a un livello theta si dice, quindi tutto quello che assorbi dai 0 ai 7 anni è inconscio, totalmente inconscio. È assorbito e assorbi come una spugna. Una volta che sei arrivato al settimo anno, tutto quello che arriva dopo è condizionato da questi primi 7 anni, ma è condizionato nuovamente dall'ambiente, dal tuo ambiente circostante. Quindi guarda come stai guardando la tua vita oggi e probabilmente noterai che come stai guardando la tua vita oggi è un occhio molto critico, molto negativo e lo dice il tuo corpo, non c'è bisogno di che qualcuno te lo dica, no?
lo dice il tuo corpo. Se il tuo corpo reagisce con questi sintomi dati da un sistema nervoso ipersensibile, è perché sta assorbendo un grande conflitto. Sta assorbendo tanti pensieri negativi, sta catastrofizzando, è ipervigile su ogni sintomo del corpo, perché può essere un tumore, può essere una malattia autoimmune, può essere multipla sclerosi, Parkinson. E tutte queste voci che ti ripeti pensando che c'è sempre qualcosa che non va dentro di te, che qualcuno ti deve dire cos'è che non va strutturalmente nel tuo corpo per aver tutto scritto e dire: "Okay, questo è il problema, so che il problema è di questo tipo, so come lavorarci sopra". Il problema qui è che non c'è un problema fisico, ma un problema energetico, che poi la neuroscienza ci dice sistema nervoso ipersensibile, ma è energetico. Quindi quando la viviamo in una situazione di stress e pensieri negativi che girano nel nostro programma interno, quel 95% che ti dico, il nostro sistema ha meno energia, sviluppa meno, produce meno energia. Ecco perché ti senti stanco, ecco perché arrivi la giornata, alle 10 di sera che sei totalmente distrutto. La mattina già inizi con quell'idea: "Oddio, questa giornata sarà negativa". Lo sento già nel corpo, inizi già ad avere problemi la mattina, perché il sonno non è stato così ristoratore, perché inizi a dormir male, perché ci sono pensieri negativi, perché ci sono costantemente visualizzazioni all'interno di te negative. Molte persone mi dicono: "Non riesco a visualizzare me stesso in modo positivo". Non riesco quindi a visualizzare. Questa è la loro è il loro, diciamo, risultato, no, di questa opinione. Non riesco a visualizzare, non riesco a meditare, non riesco a focalizzarmi sul momento presente. In realtà lo stai ben facendo. Ti stai focalizzando sul momento presente, stai visualizzando continuamente, sei in una situazione di ipnosi continua, ma in modo negativo e non te ne stai neanche accorgendo. Tutti questi pensieri negativi che arrivano dentro di te e li assorbi, non te ne stai neanche accorgendo di quanta potenzialità hanno questi pensieri. Fin quando non prendiamo una penna e iniziamo a scrivere pensieri negativi. Pensieri negativi di quelli che sento adesso. Questa è una pratica, no, la scrittura espressiva. Quando sei in una situazione di stress, ci sono una marea di sbilanciamenti a livello del corpo, ormonali e del sistema immunitario. Ecco perché molte problematiche che ti stanno arrivando in questi mesi o anni sono relative a un sistema immunitario basso, che però sta continuamente lavorando su cercare di portarti in equilibrio, ma è rimasto bloccato in questa situazione in cui ciclo di vizioso di sintomo, ansia, sintomo, ansia. Quindi in questo momento tu stai cercando la soluzione per buttar giù l'ansia, per totalmente, rilassare i tuoi muscoli. Invece di dire: "Okay, non sto facendo una battaglia contro il mio corpo, devo ridire al mio corpo che è al sicuro". E come glielo ridici al tuo corpo che sei al sicuro? Visualizzando, meditando, muovendo il tuo corpo come se fosse già okay, e lo è okay, ma non lo senti ancora. Ripetizione continua di questi pensieri, a volte bastano 10, 15 minuti al giorno per far questo, però per qualche motivo non stai prendendo la decisione di totalmente bruciare il passato, e questo non intendo eliminare il passato, ma bruciare tutto quello che è stato, perdonandoti prima di tutto su quello che è stato, se hai fatto qualcosa che ti sei pentito, se ti sei pentita, perdonando le persone che ti hanno recato dolore, se ci sono state, e continuare da oggi in poi la tua via da zero. In realtà non parti mai da zero, parti sempre con un bagaglio molto, molto importante, che ora probabilmente non vedi perché lo dovrai vedere alla fine del tragitto quanto era importante sentire questi dolori per cambiare la persona che sei.
Nessuno può cambiarti, nessun terapista, io non posso cambiarti. La persona che Molte persone che ho seguito, ho visto che veramente sono cambiate quando hanno preso una decisione. Non hanno più fatto visite specialistiche mediche, perché sapevano che la loro problematica era di tipologia nociplastica, di tipologia di sistema nervoso centrale, di stress. Non c'era nulla di sbagliato nel loro corpo. Se sei arrivato fino a qua e finalmente dici adesso voglio decidere anch'io, primo passo, vai sul mio sito web venezianotherapy.com e c'è un'autovalutazione. L'autovalutazione dei sintomi ti dà una chiara direzione su se il tuo problema può essere di questa generazione qui, di nociplastica, dove quindi c'è solo, e dico solo, non per sminuire le cose, solo stress che crea il sintomo. Ovviamente, una volta che hai fatto questo step, c'è il capire la situazione in cui sei. Capire cosa vuol dire? Semplicemente studiare, ricercare perché i sintomi sono creati in questo modo. Nel mio metodo, il mio corso Neurobalance, ti porto passo dopo passo su quello che devi sapere, su quello che devi fare. Non devi necessariamente farlo con me, perché i miei percorsi magari sono molto intensi e molto, prendono molte risorse dal punto di vista anche economico, non posso seguire tutti, però se vuoi iniziare da te, puoi farlo con quel passo autonomo. Prendo il videocorso e me lo seguo e pratico. Tutte le persone che ho seguito non è che sono migliorate perché io li seguivo giornalmente. Avevano una guida, ma il 99% del lavoro l'hanno fatto loro. Quindi non è necessario che tu hai un terapista di fianco che ti segue per tornare a stare bene. A volte bastano avere le informazioni giuste, che le vedi in questi video, e poi fare la pratica. La pratica, quella che ti insegno, è quella della meditazione, della respirazione, della scrittura, ed iniziare a muoverti gradualmente, non identificandoti con il tuo corpo, perché tu non sei il tuo corpo, non sei neanche la tua mente, sei qualcosa di molto di più. Il dolore arriva energeticamente da una mente che è in quel momento in conflitto, che è ancora in conflitto. Non ti serve uno psicologo necessariamente per tornare a star bene, ti serve realizzare questa condizione in cui sei, essere consapevole, lasciare andare quello che non ti serve più attraverso appunto pratiche meditative. Serve ripetizione, 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 ripetizione e lasciare andare quello che senti. Se senti ansia, non vado a controllare l'ansia. Se senti dolore, non vado a controllare il dolore, perché non mi identifico più con il dolore. Il dolore non è un problema, è un programma del sistema nervoso che sta girando ancora dentro di me. Tu penserai: "Ho male all'anca, ho male alla spalla, ho male alla testa, ci sarà qualcosa pur lì", ma sappiamo neuroscientificamente che il dolore cronico non è più nella zona dove senti il dolore. La radice non è più lì. Lo era magari i primi 3 mesi. La cosa si è risolta e adesso è registrato nel tuo sistema nervoso centrale. Sembra assurdo, ma è così. E più del 90% delle visite mediche sono causate da stress. La maggior parte delle problematiche che noi abbiamo a livello del corpo sono causate da stress, conflitti. Quindi la radice è nel conflitto, è nella paura. L'opposto della paura è la fede. Non parlo di religione qui, ma fede che tu stai già bene, che tu puoi andare verso quella direzione positiva. Ma ci deve essere una decisione. Cambiare totalmente pagina. Questa è l'occasione tua. Per cambiare totalmente pagina vai nel mio sito web, fai l'autovalutazione. Se quell'autovalutazione ha un punteggio di un certo tipo, che ti porta da pensare e sapere che hai una problematica a livello nociplastico, quindi livello di sistema nervoso e di stress, basta, decidi che quella è la via, non tornare indietro. La maggior parte invece torna indietro. Ma forse non è così, c'è sempre il dubbio. Fin quando c'è il dubbio non migliorerai. Devi bruciare tutta la parte negativa che ti sta portando a questa situazione in cui sei, prima di cambiare.
Ovviamente devi essere sicura che non ci sia nulla di grave, che non è un tumore, che non è un'infezione. Veramente il 100% delle persone che sono cambiate non è che una volta andavano dal medico per farsi fare un'altra ulteriore visita e poi facevano il programma Neurobalance. No, hanno detto basta, ho speso quello che c'era da spendere, so che non è una situazione grave, adesso mi focalizzo su questa via. Spero che insomma questo video ti abbia motivata o motivato a prendere almeno una decisione e da quella decisione ti prometto che tutto sarà in discesa o in salita, dipende da come la vedi. Salita vuol dire che raggiungi il successo, discesa vuol dire che potresti andare più veloce. Quindi in tutti e due i casi sono positivi, vedila tu, no? Vedila tu dal tuo punto di vista, ovviamente. Se hai domande relative alla tua condizione in particolare, vai a vedere i link in questa descrizione del video qua sotto, perché ci sono delle risorse molto molto utili per te. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!